Spinea muore in tangenziale a Silea mentre in sella il suo scooter si schianta contro il guardrail intorno alle 15. Tra le cause dell'incidente non si esclude il malore. Paura lungo il passante di Mestre per un'auto che oggi verso le 13:30 ha preso fuoco all'altezza del casello di Spinea. Nessun ferito, con il conducente riuscito a mettersi in salvo prima del rogo. Rapina in banca, arrestato un pregiudicato, uno è latitante nel covo di Caorle, 13 kg di hashish, operazione dei carabinieri di Vittorio Veneto e Ortisei, presunti autori 2 uomini di nazionalità albanese. Momenti di paura oggi a Pellestrina, un agente della polizia locale libero dal servizio ha salvato una persona caduta in acqua mentre un barchino a motore era pericolosamente fuori controllo. Lunedì 29 luglio a San Leonardo le opposizioni si riuniranno in assemblea e invitano tutta la città di Venezia al primo passo politico dopo il terremoto giudiziario che ha scosso la laguna. Le telecamere abusive degli spacciatori che controllano i residenti delle case Ater di Altobello a Mestre, condomini che minacciano di non pagare più l'affitto e hanno chiesto un aiuto ad Adico. Faccio in via Piave a Mestre, ecco le siringhe usate dai tossicodipendenti e gettate nel parco dove giocano i bambini stanno lì da giorni, la denuncia di un residente a 24 ore dalla festa antidegrado. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Lo avete sentito dai nostri titoli, un gravissimo incidente nella tangenziale di Treviso ad avere la peggio, morire sul colpo, un 57enne di Spinea. Saremo in grado tra pochissimo di presentarvi il servizio. Intanto andiamo sul passante di Mestre, paura oggi verso le 13:30 per le alte fiamme e la densa nube nera visibile a chilometri di distanza a causa di un'auto che si è incendiata in territorio di Spinea, direzione Milano. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel sinistro. Il conducente è riuscito ad accostare nei pressi di una piazzola di sosta e a mettersi al sicuro prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e gli ausiliari della viabilità di concessioni autostradali venete coordinate dal centro operativo di Mestre. Nessuna conseguenza importante per il traffico fortunatamente, nonostante la giornata da bollino rosso per l'esito estivo e la corsia di marcia chiusa per ragioni di sicurezza. Siamo dunque in grado di farvi vedere il servizio di apertura di questo telegiornale. Caos in tangenziale a Treviso quando poco dopo le 15 all'altezza del comune di Silea si è verificato un incidente con esito mortale. Gianluca Bortoluzzi, 57enne di Spinea, in sella al suo scooter, forse colto da malore, è andato a sbattere contro il guardrail. Il corpo dello sfortunato motociclista ancora a terra, la tangenziale di Treviso di fatto paralizzata. Sono passate da poco le 15 quando questo scooter guidato da un 57enne di Spinea, Gianluca Bortoluzzi il suo nome, inizia a procedere a zigzag, sbatte a destra poi a sinistra fino ad impattare contro il guardrail. Il punto è la rampa di missione che da Silea, via Borin, porta in tangenziale direzione Treviso Paese. È qui che Bortoluzzi perde il controllo e lo schianto diventa fatale. Ad assistere alla scena diversi automobilisti che chiamano immediatamente i soccorsi. I primi ad arrivare sono gli agenti di polizia locale di Treviso, un'ambulanza del 118 e una gazzella dei carabinieri. Ai sanitari del SUEM non resta altro che constatare il decesso dell'uomo. Bortoluzzi potrebbe essere stato colto da un malore. La polizia locale, che ha eseguito i rilievi, ha deviato il traffico che nel frattempo si era congestionato. Una volta identificato, i familiari sono stati avvisati poco dopo. Ci sono volute alcune ore per ripristinare la normale viabilità della strada. La tangenziale in direzione Paese è rimasta chiusa per 3 ore per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo. Taglierini alla gola dei clienti, identificati 2 rapinatori che hanno assaltato 3 banche. Uno è stato catturato a Caorle, l'altro è tuttora ricercato. Nel video i momenti drammatici di un'anziana bloccata dal malvivente armato. La prende alle spalle, la tiene per il collo, la minaccia con un taglierino. È uno degli assalti messi a segno da 2 rapinatori pregiudicati e violenti. La vittima è un'anziana ultraottantenne. Si tratta di 2 malviventi albanesi quarantenni senza scrupoli. Uno è stato catturato a Caorle in una casa isolata. Il complice invece è tuttora ricercato dai carabinieri. Il blitz dei militari dell'arma è scattato i primi giorni di giugno. Dentro l'abitazione sono stati trovati anche 13,5 kg di hashish. 3 i colpi. Il 20 marzo 2020
2024 presso la filiale della BPM di Vittorio Veneto. I due hanno agito travisati con parrucca e passamontagna, ma l'istituto bancario aveva il temporizzatore per l'erogazione del denaro, quindi sono fuggiti a mani vuote. Il 25 marzo altro tentativo al Crédit Agricole di Meduna di Levenza. Anche in questo caso hanno agito travisati, hanno puntato un coltello alla gola di un cliente 82enne del posto, ma si sono trovati di fronte allo stesso problema dell'altra banca. Ed infine il colpo riuscito alla filiale di Ortisei della Cassa di Risparmio di Bolzano. Qui i due sono entrati, uno armato di un fucile, accertato poi trattarsi di una carabina ad aria compressa rubata la notte prima da un'abitazione di San Stino di Livenza. Hanno minacciato clienti e dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi in cassa, circa 2.000 euro. Stesso modus operandi in tutte e tre le rapine. Adoperavano un'autovettura pulita, se così appunto si può dire, in uso ai due soggetti e di proprietà di un connazionale per avvicinarsi negli immediati pressi dell'istituto di credito, per poi effettivamente raggiungerlo con un'altra autovettura che è sempre stata rubata per l'occasione ed è sempre stata distinta per tutti e tre i fatti, per poi commettere la rapina in sé. Uno entrava in banca, l'altro rimaneva fuori per controllare, poi la fuga con l'auto pulita. Prima dei colpi i due hanno fatto irruzioni in varie abitazioni fra le province di Treviso, Pordenone e Venezia per rubare le macchine da utilizzare nelle rapine. È caccia al secondo pregiudicato, che potrebbe però essere già uscito dal territorio italiano. Questi sono soggetti entrambi abituati e capaci di spaziarsi in tutto il territorio nazionale, non solo il Triveneto, e anche ovviamente all'estero e penisola balcanica essenzialmente. Momenti di paura oggi intorno alle 13 a Pellestrina. Un agente della polizia locale libero dal servizio nel suo giorno di riposo mentre era in barca ha notato una persona caduta in acqua mentre un barchino a motore senza nessuno a bordo e del tutto fuori controllo girava su se stesso e poteva rischiare di investire alcuni bagnanti. L'agente della polizia ha soccorso e salvato l'uomo caduto in acqua e poi messo in sicurezza anche la barca, chiamando poi i soccorsi che sono arrivati da terra. Questo dunque a Pellestrina. Il medico legale ha effettuato l'autopsia per capire come è morta Linda Zennaro, la ragazza 21enne di Mestre deceduta dopo un tuffo in laguna la notte del Redentore a Venezia. Entro lunedì i primi riscontri. Sono ore importanti per cercare di fare chiarezza sulle cause che hanno portato alla morte di Linda Zennaro, la giovane 21enne di Campalto, scomparsa la notte del Redentore a Venezia dopo aver fatto un bagno notturno, forse per cercare un po' di refrigerio dopo la serata. Linda era in compagnia del fidanzato e i due si erano allontanati dal resto del gruppo in diga agli Alberoni verso Faro Rocchetta. Una morte prematura ed improvvisa che ha gettato nella disperazione e nell'incredulità la famiglia di Linda e tutta Campalto. Più di 500 persone hanno partecipato l'altra sera alla fiaccolata in segno di solidarietà, amicizia ed affetto organizzata per ricordarla. Ora sono in corso indagini serrate per capire come sia andata la serata e come sia stato possibile morire dopo un bagno. Il pubblico ministero Anna Andretta, che sta seguendo il caso, ha disposto l'autopsia che è stata effettuata dal medico legale sul corpo della povera ragazza. Gli accertamenti si sono conclusi nel pomeriggio. La relazione completa di quanto emerso sarà depositata entro 90 giorni come da prassi, dunque i tempi sono lunghi, ma già nelle prossime ore saranno chiarificatrici le prime indicazioni che dovrebbero emergere dall'esame autoptico. Non appena saranno resi noti i primi risultati, il pubblico ministero potrà dare il nulla osta alla celebrazione dei funerali. 28enne di Marghera è stato arrestato dai carabinieri per aver violato il divieto di avvicinamento alla nonna. L'arresto l'11 luglio scorso è scattato dopo che il nipote era stato già arrestato per il medesimo reato commesso sempre nei confronti della nonna nell'ultima occasione. I militari sono intervenuti nei pressi dell'abitazione dell'anziana in lacrime fuori dal proprio appartamento perché il nipote le aveva occupato casa. A seguito dell'udienza di convalida dell'arresto tenutasi il giorno seguente, l'uomo è stato condannato a 1 anno, 8 mesi e 15 giorni con pena sospesa.
E lunedì 29 luglio a San Leonardo le opposizioni si riuniranno in assemblea e invitano tutta la città di Venezia. Il primo passo politico dopo il terremoto che ha scosso la laguna. Intanto la CGIL sta valutando di costituirsi parte civile in un eventuale processo. Sono rimasti sul tappeto e irrisolti troppi problemi nel corso di questi anni che l'amministrazione Brugnaro ha perfino peggiorato. Penso alla sicurezza di Mestre, penso all'overtourism, penso al tema della residenzialità e della legge speciale per Venezia, questioni rimaste lì mentre sulla città gravava un pesante e ramificato conflitto di interessi. L'opposizione è determinata a fare la differenza, a diventare un'alternativa credibile e utile alla città di Venezia. Il Partito Democratico, all'indomani del terremoto che ha scosso la laguna 10 anni esatti dallo scandalo Mose, lancia per lunedì 29 la sua offensiva. Un'assemblea pubblica a San Leonardo e da settembre un cantiere programmatico per essere proposta politica alternativa a quella dell'attuale governo. Riteniamo sia necessario mettere assieme tutte le forze di centrosinistra, le liste civiche, i movimenti, le associazioni per dare un governo di svolta a Venezia, all'altezza dei problemi e delle sfide di Venezia. Un atto che passa necessariamente per le dimissioni del sindaco Luigi Brugnaro e un ritorno alle urne in tempi brevi. Questo mentre con il passare delle ore emergono nuovi particolari, nuove testimonianze a definire i contorni del puzzle, le dichiarazioni rese dal magnate di Singapore Ching-Chak Wong attraverso le parole del suo avvocato Guido Simonetti. Nega di aver mai conosciuto l'assessore Boraso né di aver mai concretizzato alcuna trattativa nell'area dei Pili e di aver acquistato Palazzo Papadopoli ad un prezzo in linea con il valore di mercato. Nelle stesse ore l'Assemblea Generale della CGIL veneziana dava mandato alla segreteria di verificare la possibilità di costituirsi parte civile al processo. La stessa CGIL in una nota ha auspicato le dimissioni del sindaco per scongiurare la paralisi amministrativa del comune. Il termometro del clima che l'inchiesta ha creato in città sarà anche la partecipazione dei veneziani all'Assemblea del 29 di luglio a San Leonardo e ancora il 2 agosto a Mestre, nella Sala del Consiglio. Telecamere abusive di spacciatori che controllano i residenti delle case Ater di Altobello a Mestre, condomini che minacciano di non pagare più l'affitto e hanno chiesto l'aiuto di Adico. Sono arrivati a minacciare di non pagare l'affitto. Allora, prima di arrivare alle vie legali è meglio pensare di trovare una soluzione che sproni le istituzioni o chi è responsabile a fare un intervento serio. Così il presidente di Adico, l'associazione di consumatori, alle 40 famiglie che minacciano di non pagare più il canone di locazione, che chiedono un intervento immediato. Condominio Turati, case Ater del quartiere Altobello, siamo a Mestre in via Bissolati, laterale di Corso del Popolo, a 2 passi dalla centrale Piazza Barche. Qui gli inquilini vivono letteralmente assediati in casa perché vittime del degrado di sbandati tossici spacciatori che oramai, dopo aver occupato abusivamente lo stabile in ogni dove, dagli appartamenti ai garage nel seminterrato, la fanno da padroni. Queste sono le informazioni che ci hanno dato e che ci hanno documentato. Noi sosteniamo il loro disagio e vogliamo anche dire non è l'unico, e in questo caso particolare, essendo dell'Ater, sarebbe giusto invocare un intervento da parte della politica e anche dell'amministrazione comunale e anche dei vigili, se oltre al degrado ravvisiamo situazioni di spaccio, di delinquenza che vanno anche a mettere in pericolo queste famiglie. Ecco dove vivono i condomini delle case Ater di via Bissolati, zona Altobello a Mestre, il reportage di Anna Maria Parisi. Gli abusivi hanno tentato di non mettere gas anche e l'altra ala è rimasta una settimana senza gas. Come si sono attaccati anche abusivamente sulla corrente, si volevano attaccare col gas. Spaccio, droga, prostituzione, sporco, tanto sporco. Tanto fastidio di notte. Il viaggio verso il degrado delle case Ater del condominio Turati in via Bissolati a Mestre comincia da qui. Che attenda anche lei qui dentro. A monitorare i nostri passi le telecamere abusive posizionate dagli spacciatori nei magazzini utilizzati come giacigli e depositi di droga. Più volte si è chiamata la polizia ma non interviene se non c'è una colluttazione. Si drogano anche qua.
Qui ci sono altre telecamere, quelle dei residenti, ma Ater dice che non funzionano e non le ripara. Con amici abbiamo fatto squadra lavori e abbiamo svuotato magazzini di biciclette, robe rubate, stracci. Camminiamo attraverso un lerciume senza precedenti, dove il fetore di odori nauseabondi, tra cui anche quello di bisogni umani, è a dir poco insostenibile. Escrementi, cate, qua tutto abbandonato così. Questo è l'accesso verso i garage sotterranei. Poi ritrovo di persone che si drogano, che si nascondono bene. La cosa l'avete segnalata più volte ad Ater. Abbiamo sempre pulito, abbiamo sempre sistemato e aggiustato. E Ater cosa vi risponde? Non risponde più neanche l'avvocato. Siringhe usate nel parco dei bambini, il degrado e lo spaccio non cessano nel quartiere di Via Piave. Eccola, guarda che ha. Siringhe usate e lasciate a terra da giorni dai tossicodipendenti. Ore 11, venerdì 26 luglio, Mestre, parco di Piazzale Baisizza, laterale di Via Piave, a 2 passi dalla stazione. Tra questo parchetto e Via Piave fanno da spola drogati e alcolizzati a tutte le ore del giorno e della notte, ci dice un residente. E in effetti, pochi attimi prima di queste riprese, un altro tossicodipendente, alla vista della nostra telecamera, ci ha consigliato, se così si può dire, che era meglio andare via, la nostra presenza qui non è gradita. Questo territorio è in mano loro, tossicodipendenti e spacciatori che non temono niente e nessuno, nemmeno le forze dell'ordine. Lo sconforto di residenti e commercianti è alle stelle, tutti si sentono impotenti di fronte a questo degrado. Qui, quando si esce e si entra in casa, bisogna fare in fretta per evitare brutti incontri. Intrattenimento per tutta la famiglia, musica e street food. Il Comune di Venezia fa tornare la festa Via Piave in festa, appunto contro il degrado in città. Contro degrado e spaccio, sabato 27 luglio a partire dalle 18 fino alla mezzanotte, il Comune di Venezia ha organizzato e promosso una grande festa lungo l'intera Via Piave, dai giardini fino alla rotonda dei Papaveri. Una festa per animare l'intera area con street food, artisti circensi, live music, un'area giochi e intrattenimento per le famiglie e i bambini. Tra spettacoli, artisti di strada, attività di mercatino, l'obiettivo viene raggiunto. Ecco. Spaccio e degrado sono ancora presenti, si stanno spostando in altre parti della città? La bacchetta magica non ce l'ha nessuno, però i primi segnali si cominciano chiaramente a vedere. Sarà presente un track palco mobile con DJ set e una conduttrice che terrà compagnia al pubblico durante tutta la giornata intervistando i commercianti. Previsti anche 31 stand in cui i commercianti dell'area potranno mostrare le proprie attività. Nonostante i buoni propositi, alcuni esercenti di Via Piave sono delusi perché si sentono esclusi dall'iniziativa. Chiude così il telegiornale, la nostra edizione di Venezia. Grazie per l'attenzione, per essere stati in nostra compagnia a tutti. L'augurio di una buona serata. Arrivederci.